Buongiorno, benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Oggi parliamo di Lonigo, comune del Basso Vicentino, borgo medievale, un comune, un luogo pieno di storia e di tradizioni e eccelle negli eventi che caratterizzano questo comune una fiera dal 22 al 25 marzo per parlare di questa iniziativa intorno alla quale poi si muovono tanti elementi di questo comune. Qui con me questa mattina c'è Flavio Miranda, l'assessore alla fiera, ai servizi pubblici e alla protezione civile appunto del comune di Lonigo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e abbiamo anche Jonathan Balbo, dirigente del settore commercio sempre del comune. Buongiorno. Sono stata precisa 22-25 marzo? O ho sbagliato qualcosa? Che cosa succede a Lonigo dal 22 al 25 marzo? Allora, innanzitutto la 533esima fiera di Lonigo, una fiera di cui comprende una buona percentuale il settore agricolo e il settore, poi c'è il settore edilizio e i vari settori anche del commercio. È una fiera molto ambita nel Basso Vicentino, molto sentita soprattutto dagli espositori, visto che anche dagli ultimi 2 o 3 anni a questa parte abbiamo una lista d'attesa. Cosa significa? Il tutto esaurito. Il tutto esaurito di espositori, quindi ci sono quasi più di 500 espositori in questa fiera. Ma arrivano da dove questi 500 Arrivano espositori? Un po' dal Basso Vicentino, dal Basso Veronese, dal Padovano, dal Trevigiano, qualcuno arriva anche dal sud Italia, quindi abbiamo circa una quindicina di espositori che arrivano tra il centro e il sud Italia, dal Piemonte, dalla Lombardia, cioè abbiamo più di qualche, ma la maggior parte sono, e questo ci fa molto piacere, sono espositori, diciamo, noi li chiamiamo locali anche se non sono proprio da Lonigo, ma sono nel circondario del Basso Veronese e Basso Vicentino. Quindi. Espositori che rappresentano che cosa? La tradizione agricola del territorio? La tradizione agricola, poi la novità di Lonigo è che tutti gli espositori, soprattutto gli agricoli, gli espositori vanno a esporre le varie novità proprio nel settore agricolo, anche della viticoltura nello stesso tempo, dove qualsiasi casa, adesso non faccio nomi, ma qualsiasi casa diciamo, di macchine agricole espone proprio a Lonigo le loro novità del settore nel 2019, quelle che possono essere le novità anche in futuro nel 2020 o quant'altro, quindi è uno specchietto, è uno specchio molto molto importante per tutti i produttori del settore agricolo. Lei diceva abbiamo 500 posti e più non si può allargare, perché so che quest'anno la fiera comunque è più ampia rispetto agli anni passati, esce dal parco e diventa una fiera diffusa? Ecco, una fiera che ha creato praticamente le corti. Noi con la nostra amministrazione siamo riusciti in 3 anni da questa parte a creare queste aree, queste corti, semplicemente perché? Per dare aria e visibilità al nostro bellissimo centro storico. Noi abbiamo un centro storico che è meraviglioso e quando arrivano 70-80 mila visitatori in 4 giorni alla fiera di Lonigo e moltissimi non vedevano il centro storico perché si concentravano tutti al Parco Ippodromo, sebbene dista 200 metri dal centro, però giustamente c'era l'attrattiva lì. Allora l'idea dell'amministrazione è stata quella di creare le corti. Le corti con le varie tipologie, l'una si differenzia dall'altra e siamo partiti proprio a creare queste situazioni nelle varie piazze del nostro centro storico. Una fiera è sempre un avvenimento che aggrega, però indubbiamente è un'opportunità di business, mi passi il termine, sia per gli espositori ma anche per un indotto che può essere interconnesso. Lei che appunto è dirigente del settore commercio, in un momento in cui il commercio, sentiamo in tutti i centri storici, no, del Veneto e non solo d'Italia, si perde perché tanti negozi chiudono, gli eventi che ruolo hanno nel mantenere appunto la realtà e anche nel creare delle occasioni, delle opportunità di marketing territoriale? Sì, hanno un ruolo importantissimo e fondamentale. Con il termine fiera noi intendiamo l'evento del 22 al 25, ma non dimentichiamoci che a Lonigo tutto il mese di marzo è fiera, perché a ogni fine settimana ci sarà un evento correlato. In questa sede mi preme ricordare che il 10 di marzo ci sarà lo sbaracco, la prima edizione dello sbaracco cittadino, in cui tutti i negozi, gran parte dei negozi del centro storico, del pregevole centro storico, faranno il saldo dei saldi.
cioè metteranno in vendita a prezzi ulteriormente abbassati la propria merce. Merce che hanno da tempo raccolto nel magazzino, o ci saranno anche, perché questa parola sbaracco, no, è anche un po' evocativa, perché ogni poi credo evento deve regalare anche delle emozioni, deve regalare l'opportunità di un gioco, quindi lo sbaracco, anche tu vai in questo negozio con l'idea di trovare qualcosa di anche desueto e pagarlo, insomma, anche un po' una dimensione, no, così anche un po' fiabesca? Assolutamente, assolutamente sì. Infatti non a caso stiamo coinvolgendo nello sbaracco anche i bar, che potranno proporre per esempio un aperitivo apposito inventato per questa occasione. A base di acqua naturale e una goccia di limone. Potrebbe essere un'iniziativa interessante anche per disintossicare da un eccesso alle volte, no, di somministrazione alcolica, perché infatti, mi scusi, se non sbaglio, tra le corti c'è anche la corte della trasgressione, e è un po' particolare perché l'Onigo, che cuore patria del vino, però celebra la birra. Com'è questa cosa? Sì, no, praticamente in Castelgiuncuri, nel piazzale praticamente del comune, c'è praticamente la Corte della Birra. Corte della Birra che viene fatta ed effettuata per anche il gemellaggio che abbiamo con la città di Adelsberg, quindi in onore di avere questo gemellaggio abbiamo creato proprio la Corte della Birra, dove lì c'è un po' di trasgressione, è anche vero, ma c'è tanto divertimento, non solo per i giovani ma anche quelli non giovani, perché ha preso veramente un grande evento che è partito da poco ed è diventato veramente enorme. Quindi, tornando allo sbaracco, no? Sì, coinvolti tutti. Sì, comunque lo sbaracco è l'occasione per riportare la gente, le famiglie in centro storico in un clima di vitalità, di felicità, di tranquillità, insomma, ecco. Lo sbaracco è solo uno degli eventi che abbiamo in programma, ce ne sono altri. Per esempio la domenica del 17 partirà la prima edizione del mercatino del vintage, del modernariato e dell'antiquariato. È una cosa veramente... Uno trova di tutto, insomma. Sì, assolutamente, è interessante. Che cosa si intende con modernariato? Il modernariato sono gli oggetti del secolo scorso, quindi diciamo dagli anni 50 in poi, non quelli antichi e non quelli moderni, è la via di mezzo tra l'antichità e la modernità, quindi il modernariato. E il vintage? Il vintage è analogamente a questa cosa. Perché si va sempre a pescare in questo momento, non so se sia una moda, un'esigenza, nel Novecento, perché c'è nostalgia, c'è voglia in qualche modo di lusingare ad alcune generazioni, no? Quelli del boom delle nascite, il boom demografico, oggi iniziano ad essere i cinquantenni, e quindi il Novecento piace. Perché il Novecento attira così tanto? Perché da lì è partito tutto e lì è stato inventato tutto. Il resto è solo un restyling di quello che è nato in quel secolo. Ci sarà qualcosa di nuovo anche? Pochissimo. Basti pensare anche alla musica. O i grandi artisti, ai pittori, agli scultori. E lo stesso nel campo del design, è tutto nato nel Novecento. Negli ultimi anni del XXI secolo rimane veramente poco, è tutto un riproporre aggiornato, un restyling di quello che c'è stato. L'Onigo, tra l'altro, vuole anche evidenziare i suoi beni architettonici, lo dico a lei perché se non sbaglio è un architetto. C'è una villa del Palladio che non tutti sanno che esiste. C'è, allora sì, l'Onigo è una cittadina... Non c'è solo la rotonda. No. Anzi, nel Vicentino è pienissimo di ville del Palladio. Esatto, però l'Onigo abbiamo una delle prime ville del Palladio, quelle che contraddistingue da tutte le altre, a Bagnolo, che è una frazione di L'Onigo, c'è Villa Pisani, poi abbiamo la Rocca Pisana, che invece è dello Scamozzi, una meravigliosa architettura arroccata sulla collina, sulla pregevole collina di L'Onigo, dove nel prospetto addirittura lo Scamozzi anticipa quello che sarà il secolo successivo, cioè l'Ellisse, è una cosa che è di una bellezza più unica che rara. Ci sono itinerari che valorizzano questi vostri beni? Lei è assessore alla fiera, no? Perché mi sembra di capire che la fiera di L'Onigo ancora è un richiamo potentissimo per i visitatori del comune.
Sì, praticamente gli itinerari, noi che uno può, quando arriva all'Unigo ci sono anche, a parte le nostre piste ciclabili che ci sono, ma ci sono anche itinerari nei nostri colli, come diceva l'architetto giustamente, di vari percorsi che ci sono, che si possono fare, si possono avvicinare alle nostre ville, alle nostre meraviglie architettoniche, perché alla fine la città di Lunigo è una meraviglia architettonica, no? Praticamente già guardiamo il centro storico, com'è situato, com'è fatto, com'è stilizzato proprio, è una meraviglia. È una città murata, non totalmente murata, però insomma dà un certo fascino anche così com'è, da sola, senza magari alle volte andare, no, a Berlilla con gli addobbi di Natale o quant'altro. È bella da sola la nostra città. Logico che parlare così è facile, però dico venite a vedere l'Unigo, perché l'Unigo merita di essere visitata con i suoi colli, con le sue ville, con tutto quello che c'è, il commercio e quant'altro. Offre molte situazioni. Distretto del commercio, la Regione Veneto ha eletto quest'area, sì. Perché? E cosa comporta per voi? È un bel impegno, è una bella soddisfazione e anche ci carica di responsabilità. Abbiamo partecipato a un bando regionale circa 2 anni fa. Dopo una lunga istruttoria la Regione Veneto ha riconosciuto, insieme ad altre realtà del Venete, il distretto urbano del commercio di Lunigo. Il distretto urbano del commercio è una porzione del territorio che coincide con il centro storico, ben definito, all'interno del quale l'amministrazione deve porre in atto tutta una serie di attività, di eventi e di riqualificazioni che devono mirare ad attirare il turismo e incrementare il flusso commerciale nella cittadina, che vede riconosciuto il distretto urbano del commercio. È una sorta di patentino che la Regione ti riconosce per iniziare con questo obiettivo a portare avanti questa finalità. E che risultati ti impone perché tu abbia questo patentino? Non so, un portare tot visitatori, creare un programma di eventi, perché appunto sì, torniamo alla fiera come centro, ma di tutta una serie di iniziative, non è che sta lì così, insomma, 4 giorni e poi l'Onigo ritorna nel dimenticatoio. No, deve essere un volano di iniziative. Esattamente, proprio un volano. Allora, la prima cosa importante che abbiamo fatto è stato nominare una figura di riferimento, il famoso manager del distretto, che tiene il filo tra l'amministrazione comunale e tutti i negozianti all'interno di questo ambito urbano del distretto. E periodicamente ci troviamo con una cabina di regia e in quella cabina proponiamo le attività future di volta in volta. Quindi c'era un monitoraggio continuo dei risultati e di quello che andremo a fare. Come rispondono? Prima diceva Balbo, no? La cabina di regia con i negozianti. Come rispondono i negozianti? Perché uno può avere tante idee, ma lei prima citava le decorazioni natalizie, spesso sono un elemento in cui, no, le amministrazioni cozzano con gli esercenti, perché c'è chi vuole spendere, chi non vuole spendere, chi ritiene inutile. Insomma, penso che sia pane quotidiano anche per l'Onigo. Che tipo di risposta c'è da parte dei negozianti, di tutti gli operatori che in qualche modo fruiscono anche di un evento come la fiera, e che tipo di richieste ci sono da parte loro? Allora, diciamo che nel mese fieristico di marzo, perché forse dobbiamo chiamarlo più giustamente così, i negozi di Lunigo, i commercianti rispondono al 100%, diciamo si vestono a festa, no? Come si suol dire, no? È una partenza che poi è un là che dà proprio a tutta quanta primavera e estate della città di Lunigo, dove si vanno a correlare i vari tipologie di eventi, no? Quindi si vestono un po' tutti a festa, danno una risposta molto positiva. E sono entusiasti, aspettano la fiera, aspettano il mese fieristico di marzo, perché logicamente è una vetrina molto importante, perché i visitatori sono molti e quindi noi siamo molto soddisfatti su come rispondono i commercianti e su come sentono questo mese fieristico in arrivo. Sono disposti a investire? Oltre che in tempo magari anche, o aspettano che in qualche modo arrivi tutto dal municipio? Devo dirle che effettivamente propendo per la prima opzione, cioè noi siamo i promotori generalmente, a livello di idea, a livello di cosa organizzare, e anche a livello ovviamente economico, però cerchiamo sempre di coinvolgere. È un percorso, è un cammino che abbiamo iniziato assieme,
vanno educati in tal senso a crescere con noi e devono migliorare sicuramente anche da questo aspetto. Insomma. Che tipo di richiesta, faccio anche lei la stessa domanda, loro pongono? Perché indubbiamente voi fate una sorta di start-up, no? Anche perché un'amministrazione pubblica non è che può finanziare interamente delle iniziative. Esatto. Finanzia la cornice e poi ognuno mette del suo anche per trarre da questa cornice delle opportunità, no? Catturare dei clienti che ci sono il giorno della fiera ma magari tornano e si fidelizzano. Che tipo di richieste chiedono all'amministrazione? Perché adesso lo dico anche all'assessore, spesso magari il problema del parcheggio tiene lontano l'utente, magari uno dice vado la domenica a fare una passeggiata all'Onigo, poi arriva, non sa dove mettere la macchina, oppure sapendo che c'è un percorso ciclabile, uno dice vabbè mi fermo in un posto, faccio un tratto in bicicletta, faccio una passeggiata, poi non so, vado a cenare in centro storico. Ecco, che tipo di esigenze vi espongono? Allora, l'esigenza principale è quella di disporre dello spazio antistante, il famoso, quello che in gergo si chiama plateatico. E quindi di non averlo sicuramente in forma gratuita e su questo non ci sono particolari problemi di sorta. Cioè lo date gratuitamente? Sì, lo diamo gratuitamente. Senza nessun... Esatto. Perché è anche un motivo di lancio, cioè nel senso di dare anche un incentivo ai commercianti di dire dai, noi ci crediamo ed è giusto che ci crediate anche voi. Nessuna regola, non so, un limite di orario, un limite di spazio, un certo decoro, una certa anche omogeneità nella gestione del plateatico. Questo ci vuole, perché una regola ci vuole, perché naturalmente sia di orari sia di metri, di misura, perché poi alla fine ti deve essere con un decoro, come diceva lei, perché non possiamo lasciare allo sbaraglio, lo sbaracco e lo sbaraglio, come si suol dire, no? Dobbiamo dare una regola, anche perché l'occhio vuole la sua parte, l'immagine. Parliamo di un centro storico, parliamo di un centro dove ha bisogno anche di rispetto. Per esempio per il mercatino, che dicevo prima dell'antiquariato e del modernariato, gli espositori avranno lo stesso tipo di gazebo, lo stesso colore, anche per avere un'uniformità visiva, ma anche di decoro sostanzialmente. Ecco. Poi tornando invece al suo quesito, un'altra cosa che ci chiedono è appunto, come diceva lei, l'ha anticipato correttamente, lo spazio a parcheggio. Sulla strumentazione urbanistica è previsto la cintura di parcheggi attorno al centro storico e si faranno di volta in volta, insomma non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, ma serve un minimo di programmazione. Quindi per la fiera che tipo di, visto che lei è anche assessore alla protezione civile, che tipo di predisposizioni metterà in atto? Supponiamo che appunto i nostri telespettatori vogliono tutti venire alla fiera di Lonigo dal 22 al 25 marzo, anche se è il mese fieristico, quindi c'è spazio ed occasione per tutto il mese, che tipo di soluzioni potranno trovare? Vabbè, innanzitutto nelle porte delle città ci sono degli ampi parcheggi. Noi abbiamo l'Istituto Trentin che gentilmente ci concedono gli spazi e quindi c'è un parcheggio enorme. Lo stesso l'ULSS che ci concede lo spazio dell'aeroporto, quindi abbiamo una buona prospettiva di mettere giù parecchie auto, come è successo gli altri anni. E poi alla domenica pomeriggio in via proprio eccezionale facciamo la via Cesare Battisti e la via Zara a senso unico a scendere, quindi su una corsia si potrà parcheggiare. Ricordo che lì ci stanno circa 700-800 auto, quindi e siamo a 3 metri perché la strada praticamente che circonda il parco ippodromo, e quindi siamo a 3 metri dall'esposizione, quindi lì abbiamo sperimentato 2 anni fa questa situazione, è andata molto molto bene, anche grazie alla nostra polizia locale che sa gestire in modo eccellente, e quindi quest'anno ripetiamo anche questo. Ripeto, sulla domenica pomeriggio perché è il momento di grandissimo flusso della domenica in generale di visitatori, quindi si dà la possibilità di essere oltre che vicini ma anche di trovare posto da parcheggiare. Questo era. Come incentivare la presenza dei giovani? Oppure i giovani già hanno nel DNA la voglia di conoscere quello che accade nel loro comune? Lonigo è una cittadina che è il punto di riferimento del Basso Vicentino
È la movida. Esatto, diciamolo così. Quindi una coppia che vuole fare una passeggiata generalmente dai paesetti si sposta all'Unigo. Quindi comunque, lo spritz della pericena tutti all'Onigo, ragazzi. Abbastanza. Però nel mese di marzo ci sono degli eventi appositi per i giovani. Quali sono? Allora, praticamente dopo la Parliamo fiera... anche dei giovani, sì, no? Dopo la fiera c'è questo Sprint Festival organizzato insomma, dai giovani di Lunigo e non solo di Lunigo, dove ci saranno 3 serate dedicate alla, io lo chiamo musica, diciamo house in gergo proprio, no? E quindi ci sarà queste 3 serate proprio dedicate ad una fascia dai 15 ai 30 anni, quindi ecco, ci saranno queste dedicate a loro perché è giusto, perché ce lo chiedono. Ci chiedono anche serate dedicate a loro, abbiamo le addensostrutture che sono montate della fiera, quindi poi verranno smaltite diciamo, le varie espositori e resteranno proprio a disposizione proprio il Palatenda, dove anche qua c'è stata una novità creata proprio da questa amministrazione, il Palatenda Eventi, dove si creano... È fisso o lo montate e smontate? Lo montiamo e smontiamo ogni anno, quindi però all'interno della fiera, che non era mai esistito, abbiamo creato anche questo Pala Eventi, dove si fanno convegni, dove si fanno anche dei spettacoli, dove anche si mangia per carità, però principalmente si fanno gli eventi e questo Palatenda proprio lo diamo a disposizione naturalmente a chi ce lo richiede, in questo caso ce ne abbiamo richiesto i nostri giovani per fare proprio il loro evento. Gli avete messo un orario per ritirarsi come Cenerentola o siete stati un po' più larghi di manica? abbiamo un regolamento comunale che dobbiamo anche noi rispettare, si può andare in deroga di una mezz'oretta ma non di più, quindi a mezzanotte e mezza, all'una dobbiamo chiudere la musica. Però almeno gliela fate iniziare alle 8 di sera. Ma quello possono iniziare quando vogliono. Ah, quando vogliono, anche al pomeriggio. Il problema è iniziare, che è per loro. Il problema è iniziare. Vabbè, siamo stati tutti giovani, no? Sì. Chi andava in discoteca? Dopo, sì, forse noi andavamo in discoteca alle 3 del pomeriggio, ma perché avevamo i genitori col fucile dietro, i tempi sono un po' cambiati. A parte che riscoprire anche il divertimento la domenica pomeriggio, credo, no? Che potrebbe essere adesso anche utile quest'anno per loro che hanno fatto, sono stati molto bravi perché hanno organizzato anche la domenica pomeriggio per le famiglie, quindi ci sono dei momenti in cui hanno dedicato anche con dei gonfiabili, con delle situazioni, non è solo musica la sera e birra e quant'altro, ci sono anche dei momenti che hanno pensato proprio anche al pubblico diciamo, della famiglia. Quindi sono stati molto bravi, sono molto soddisfatto dall'organizzazione fatta da questi ragazzi. Il mese di marzo dai là però per una promozione del territorio tutto l'anno. Da marzo poi che cosa succede? Quali eventi si legano? Perché la fiera no? È un po' il capofila però di tutta una serie di iniziative. Sì, poi abbiamo i famosi venerdì di luglio, dove ad ogni venerdì del mese di luglio ci sono una serie di eventi che attira veramente tantissime persone. Di che tipo? Allora, abbiamo lungo le principali vie del centro storico ogni concertini all'aperto, l'esposizione dei negozianti, delle proprie merci. Ne hanno di occasioni però questi negozianti col plateatico, cioè opportunità. Quindi in centro storico a Lonigo sopravvivono i negozianti grazie anche magari a queste iniziative, grazie magari a una rete, oppure ci sono gli impatti che ci sono nei grandi centri storici, soprattutto in una realtà come Lonigo c'è la possibilità che ognuno possa avere il proprio negozio, magari non esserci la catena in franchising, eccetera, eccetera, oppure anche da voi in qualche modo gli spazi sono occupati da queste holding, chiamiamole così? No, noi abbiamo una dimensione medio piccola, cioè non siamo ancora sui 20.000 abitanti, siamo sui 17.000 e queste catene di franchising investono soprattutto nei comuni dai 20.000 in su. Quindi è una salvezza per certi versi. Per certi versi sì, non per so altri come la vedete. Forse si riesce ancora a tenere quelle locali no? Quel locale nostro. E quindi è per questo che quindi dovete anche organizzare una serie di iniziative. Sì, assolutamente. Poi sono mostre spessissimo al Palazzo Pisani, che è un San Micheli bellissimo, in cui ci sono mostre d'arte, opere d'arte e quant'altro. Poi c'è la festa biologicamente, poi c'è la festa del Pisello sull'Incollina, tantissimi eventi, tantissimi. È
importante essere correlati ad altri borghi lungo un percorso? Si parlava prima delle piste ciclabili, no? E spesso, prima mi dicevate, geograficamente dandovi una collocazione, che siete legati un po' alla Bassa Veronese, quindi altre città murate o borghi medievali, uno per tutti si arriva fino a Soave. Che tipo di relazioni avete con questi altri comuni proprio per creare anche degli itinerari turistici? Perché si sa, insomma, i turisti stanno scoprendo anche il Veneto meno conosciuto, questi itinerari ambientali, ciclabili, enogastronomici, che poi è la forza prepotente del turismo in Italia, anche oltre ai beni culturali che sono incommensurabili. I rapporti con le altre amministrazioni, al di là del colore, insomma, che uno può portare, sono rapporti, diciamo, molto buoni, nel senso che adesso noi stiamo realizzando, grazie anche al grandissimo lavoro dell'architetto, stiamo realizzando le nuove piste ciclabili, da cui si andrà a collegare il centro di Leonigo, andremo a Bagnolo, in una frazione di Leonigo, che poi il Comune, ecco anche qua la collaborazione di Zimella, andrà a realizzare quella bretella che manca da Bagnolo a Cologna, e quindi lì si potrà, ipoteticamente, uno potrà ripartire da Leonigo, diciamo, tenendo il centro Leonigo, e arrivare a Legnago, ad esempio in bicicletta, no? L'altra soluzione che arriverà futura sarà dall'altra parte della città, dove con la realizzazione delle nuove piste ciclabili che faremo partire anche noi, che queste, si potrà arrivare addirittura a Vicenza. Quindi ecco, ci sono queste collaborazioni che sono nate, che nascono. La burocrazia, sappiamo che la macchina pubblica è lunga e complessa, però piano piano ci si arriva. Dopo, se abbiamo quegli uffici che lavorano come stanno lavorando, in modo molto intenso, molto attivo, poi naturalmente si riesce ad arrivare anche al risultato. Progettare il territorio è come progettare, visto che lei è architetto, un edificio, è comunque un'architettura. Sì, è un'architettura, però è molto più difficile, perché gli attori, i stakeholder sono diversi e sono tantissimi. Quindi non può fare come un edificio che lo disegna e poi magari c'ha un committente e lo convince della bontà dell'idea. L'urbanistica, lo dico sempre, non è una scienza, è una disciplina e pertanto è intermediazione. Esatto, è tanta intermediazione. Stiamo puntando molto, comunque mi riallaccio al discorso dell'assessore, al cicloturismo. Perché ha un potenziale veramente immenso, soprattutto a livello nazionale, lo dimostrano i dati. E il cicloturismo è un turismo di fascia alta, dove le persone arrivano in bicicletta, si fermano, vanno a consumare in centro, ovviamente fermandosi ricaricano la bicicletta, perché adesso sta prendendo molto piede la bicicletta servoassistita, certo. E quindi lasciano la batteria in ricarica sulla pista ciclabile, scendono e vanno a mangiare il piatto di pasta. E avendo una buona spendibilità. Assolutamente sì. Assolutamente. Quindi i negozianti esultano, gli esercenti esultano. Sì, è tutto un giro che cerchiamo di captare, insomma, ecco. Gli ultimi minuti, proprio siamo in chiusura, so che riprendete un'altra tradizione, il meeting della protezione civile. Anno zero, anche se sarebbe la 13ª edizione, sì, come mai questo reset? Ecco, praticamente è stato fermo, ed è un grande onore per l'amministrazione, soprattutto per il sottoscritto e per il sindaco Luca Restello, a ripartire con il meeting, visto che il nostro sindaco l'ha proprio fatto nascere e crescere, e diciamo l'ha inventato questo meeting, no? Poi ha avuto 9 anni di sosta per scelte naturalmente delle amministrazioni precedenti che hanno voluto così, e noi l'avevamo voluto riprendere anno zero. Perché? Perché non andiamo oltre al seminato, alle capacità che abbiamo sia economiche sia anche proprio fisiche di poterlo fare. Quindi una ripartenza, sordina, anche perché si può dire. È una cosa molto importante. Io visitando i vari gruppi di sanitari e soprattutto i gruppi anche di protezione civile, c'è stato anche in 9-10 anni un cambio di generazione di questi volontari, quindi molti non conoscono la parola meeting, cioè nel senso buono, non sapevano cosa si faceva. Che sono esercitazioni, esatto, corsi e quant'altro, no? Quindi è giusto farlo anche conoscere in un contesto molto più piccolino, però farlo ripartire. Il tema dell'alluvione è uno dei temi principali, no? Sì, quest'anno il tema principale sarà strada sicura, quindi ci sarà anche un incontro con le scuole, con le polizie locali, con i carabinieri locali, proprio per un'educazione stradale. Siamo in chiusura, questa fiera come si chiama? Fiera di Leonigo?
Sì, Fiera Lunigo, Fiera Campionaria, Fiera Cavalli, perché... Però dovreste trovare un nome più specifico. Un po' più, potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere la sfida per il prossimo anno. Bene, allora aspetto il nome di questa fiera, la Fiera Campionaria di Lonigo Basso Vicentino dal 22 al 25 marzo. Ringrazio l'assessore Flavio Mirandola, il dirigente Jonathan Balbo. Ringrazio voi per l'attenzione, a domani mattina, arrivederci.